Ultima partita di campionato domani, che non vuol dire sicuramente ultima partita della stagione. Allo stadio comunale Bruccoleri di Favara la Pro Favara incontra l'Enna, seconda e terza forza del campionato. In palio c'è il passaggio ai play-off, ma ci potrebbero essere anche delle altre situazioni che comunque non vogliamo sicuramente commentare. L'importante è che la squadra della Pro Favara completi in bellezza l'eccellente campionato che ha portato avanti quest'anno, sempre ai vertici della classifica e sicuramente meritevole del prosieguo in campionato. Come al solito il sabato mattina ultimo allenamento di rifinitura da parte di mister Catalano per preparare al meglio la partita, ma ascoltiamolo. Ci accingiamo ad affrontare questa partita difficile, una partita importante per il nostro campionato, perché credo che abbiamo fatto una stagione importantissima. Arriviamo all'ultima partita consapevoli che ci manca un risultato positivo per raggiungere i playoff e andiamo a incontrare una squadra forte, una squadra che fino a una settimana fa, 2 settimane fa era prima in classifica con l'Agragas, e quindi sicuramente domani sarà una partita tosta, ma i ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana, sono consapevoli che bisogna dare il massimo per raggiungere almeno l'obiettivo dei playoff. Una partita che vale una stagione, una bella stagione per la Pro Favara. Sì, vero, credo che da quando sono arrivato abbiamo fatto veramente un ottimo campionato sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto del gioco, dei risultati. Credo che i ragazzi veramente hanno fatto tantissimo. In questo momento siamo tutti consapevoli di quello che abbiamo fatto ed è un peccato non poter raggiungere i playoff, e quindi dovremmo dare il massimo domani per raggiungere almeno questo obiettivo, che per noi è quello importante, è quello che la società si era prefissata all'inizio stagione. I ragazzi sono carichi e sicuramente consapevoli dell'importante impegno. Sì, i ragazzi sono carichi, stanno bene, sappiamo tutti l'importanza della partita e ci siamo preparati bene queste settimane, come abbiamo fatto d'altronde tutte le altre settimane. Aspettiamo domani il fischio d'inizio e poi alla fine il campo dirà se siamo pronti per affrontare questi playoff. È inutile nasconderlo, le velleità sono quelle di proseguire in questa stagione e diciamo che i playoff sono veramente a portata di mano. Sì, il nostro obiettivo è quello di continuare, non vogliamo restare con l'amaro in bocca, perché credo che ce li siamo meritati sul campo per tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, e quindi noi siamo abbastanza positivi. Sappiamo però che di fronte abbiamo una squadra forte, una squadra importante che cercherà in tutti i modi di metterci in difficoltà, però giochiamo in casa e credo che dobbiamo dare di più di quello che abbiamo dato fino adesso per poter raggiungere questo obiettivo. Lei, come al solito, dice domani sceglierò gli uomini da mandare in campo. La rosa è al completo? Sì, stanno tutti bene, sono al completo, come dico sempre, perché anche io ho delle difficoltà a fare delle scelte, perché i ragazzi meritano tutti di giocare. Come al solito domani mattina poi deciderò chi mandare in campo.